Sono molto onorato. I am very glad to be here, and I must say I found the remarks of the politicians very interesting. Sono molto felice di essere qui e devo dire che ho trovato i commenti fatti prima molto interessanti. This is not the first time that I have been in a meeting like this in a small town in Italy. Questa non è la prima volta che ho partecipato a una riunione così in un piccolo comune di Italia. The first time was in Montalto di Castro. La prima volta era a Montalto di Castro. Quando ho incontrato i cittadini, il sindaco, il consiglio comunale, tutti che protestavano contro la decisione unanime dei partiti di costruire la centrale nucleare a Montalto di Castro. E c'è una stretta connessione tra ciò che è accaduto a Montalto di Castro e ciò che sta cominciando qui a Cadoneghe. Perché a Montalto di Castro e qui a Cadoneghe è stato affrontato il problema di base della questione ambientale, e cioè il diritto della gente di decidere cosa deve essere prodotto e come deve essere prodotto. E voglio mostrarvi ora, con l'analisi di ciò che sta accadendo nell'ambiente, come questo principio sia importante. In un paese come gli Stati Uniti, lo sforzo di migliorare l'ambiente dura da quasi 30 anni. Ed è tempo di chiederci quali siano i risultati. E questa è una domanda imbarazzante, perché negli Stati Uniti, per esempio, sono stati spesi miliardi di dollari. Abbiamo numerose leggi, abbiamo nuove istituzioni. Un enorme sforzo è stato fatto per migliorare l'ambiente. E la risposta a questa domanda è imbarazzante. La situazione non è migliorata un granché. Il mese scorso a Washington, all'Agenzia per la protezione ambientale del governo federale, ho detto che lo sforzo per migliorare l'ambiente negli Stati Uniti è stato un fallimento. E voglio spiegare perché ho detto questo e perché ciò prova l'importanza di Montalto di Castro e di Cadoneghe. Negli ultimi 15 anni noi abbiamo negli Stati Uniti dati precisi sull'immissione di inquinanti nell'ambiente e da questi dati è possibile capire quanto l'ambiente stia migliorando. Lasciate che vi dia qualche informazione, per esempio, su quelli che chiamiamo gli inquinati standard dell'aria. Così, se noi esaminiamo i dati per l'anidride solforosa, per la polvere, per l'ossido di azoto, ciò che troviamo è che negli ultimi 15 anni l'emissione di questi inquinanti è diminuita solo del 14%. Ora voi potreste dire, bene, non è il massimo, ma è un miglioramento, questo è il meglio che possiamo fare, ma
c'è un inquinante che nello stesso tempo è diminuito dell'86% e questo inquinante è il piombo. Allora, se possiamo migliorare il piombo dell'86%, perché non abbiamo migliorato gli altri inquinanti? E questa situazione, dove la maggior parte degli inquinanti sono un po' diminuiti, mentre pochi sono diminuiti di molto, è caratteristica della situazione ambientale degli Stati Uniti. Per esempio, per quanto riguarda l'inquinamento delle acque, sono stati compiuti molti studi sui fiumi. 350 stazioni fluviali sono state studiate per 20 anni in tutti gli Stati Uniti. Nel 90% dei luoghi dove sono state fatte le analisi, nel 90% non c'è stato miglioramento o la situazione è peggiorata. Comunque, se esaminate la situazione dell'inquinamento, scoprirete che ci sono alcuni inquinanti, pochi inquinanti come il piombo, che sono migliorati moltissimo. Posso elencarli? Piombo, DDT, PCB, conosce PCB? Anche strontium 90? Anche stronzio 90? No. E nei laghi il mercurio. Tutti questi inquinanti sono diminuiti dal 70 al 90%. And the environmental situation has improved. La situazione ambientale ha migliorato. Per esempio, le popolazioni di uccelli che stavano per essere distrutte dal DDT ora stanno aumentando. Ora, questa differenza tra pochi inquinanti che sono molto diminuiti e la maggior parte che sono appena migliorati, questa differenza può dirci qualcosa. Perché possiamo chiederci cosa è stato fatto per ottenere questo grande miglioramento. Per prima, lasciarmi dirvi che cosa non è stato fatto. Questi miglioramenti non sono stati ottenuti applicando dispositivi di controllo alle fabbriche. Per esempio, l'anidride solforosa e il monossido di carbonio non sono migliorati. E questi sono controllati da dispositivi applicati alle automobili e agli impianti termoelettrici, filtri per esempio. Ciò che ha causato il miglioramento è una cosa molto semplice ed è esattamente ciò che voi avete fatto con i sacchetti di plastica. Questi inquinanti sono stati proibiti. Il DDT è stato proibito, il PCB è stato proibito, l'uso del mercurio negli impianti chimici è stato proibito. Gli esperimenti nucleari che producevano stronzio 90 sono stati proibiti. In altre parole, il miglioramento è stato ottenuto eliminando l'inquinante dal sistema di produzione. Per esempio, noi abbiamo DDT nell'ambiente perché il DDT faceva parte del sistema di produzione del cotone. Quando il DDT è stato proibito, non ne è stato immesso più nell'ambiente e se voi smettete di mettere un inquinante nell'ambiente, ce ne sarà senz'altro di meno. Molto semplice.